Coronavirus, salgono a 5 soggetti positivi nell'USL 8. Nelle ultime ore infatti una persona si è presentata all'ospedale San Bortolo di Vicenza con i sintomi del virus. Il soggetto, attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive, però non è vicentino ma arriva da fuori provincia e farebbe comunque riferimento ad un cluster già noto, confermano dall'USL. 180 intanto i tamponi a tutt'oggi effettuati, di questi 175 sono quelli risultati positivi, virus che potrebbe avere il suo clou nei prossimi giorni. Questa settimana io la considero cruciale dal punto di vista sanitario, dovremmo capire bene l'evoluzione, non posso non ricordare che solo nella giornata di ieri abbiamo avuto 42 positivi. Se l'evoluzione sarà un'evoluzione sostenibile, si può parlare di un contenimento del contagio, quindi misura che funziona. Se sarà un picco di contagio vuol dire che questo virus sta andando verso lo sfogo, e dopodiché speriamo che inizi velocemente la discesa. Intanto all'USL è stato attivato il pre-triage, attraverso il quale tutti quelli che si recano al pronto soccorso lo devono passare. Serve un attimino a selezionare già prima dell'entrata nella sala d'attesa del pronto soccorso e quindi in ospedale i pazienti che possono potenzialmente essere a rischio per avere un'infezione da coronavirus. E più spesso sono persone che non hanno particolari disturbi da un punto di vista della patologia, ma che possono potenzialmente essere dei veicoli per la diffusione dell'infezione in persone magari più fragili. Da quando è comparso il virus Covid-19 un effetto si è avuto anche al pronto soccorso. È stata una lieve flessione degli accessi, ma bene che sia stato così. Mi rimetto anche al senso civico della popolazione, che ha dato una risposta appunto positiva, attenendosi a delle indicazioni che erano state fornite.